Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora il titolo di questa sera potrebbe essere Chi l'ha vista, riferito alla molto ipotetica leader della molto ipotetica opposizione, ovvero Elena Ethel-Schlein, la cui presenza negli snodi del dibattito va ormai cercata con microscopi nucleari, mentre il governo, uno poi può avere il parere che vuole, ma si segnala per un attivismo evidente, la Premier va in Arabia, chiude accordi per 10 miliardi, il ministro Salvini porta a termine un'offensiva in Parlamento che smaschera la questione del sabotaggio dei treni, insomma un governo all'attacco, poi ripeto, uno può fare le valutazioni che vuole, e la leader dell'opposizione è completamente sparita. Poi un esperimento istruttivo è andare a vedere il suo ultimo post su X, che è del 19 ottobre, ovviamente contro Salvini. Beh, questo ça va sans dire. Ma per carità, sarà il social di Musk, no? Farà parte delle truppe indignate perché Musk ha generato una virata nel mondo delle big tech che non fanno più da amplificatori della loro narrazione, potrebbe spiegarsi così. Poi non è che la politica si fa solo e soltanto su X. Però ci sono una serie di segnali ultimamente piccoli ma inquietanti, perché hanno a che fare con la dimensione pop, e l'unica corda che la Schlein ha poche volte credibilmente toccato è quella pop, non quella politica, no? C'è andata sul palco con J-Ax, va ai concerti dei centri sociali, insomma ha questa allure da sinistra, da Dams permanente, insomma. E quando anche quel mondo lì, cioè sai, un conto finché il mondo, diciamo, manovrato da Romano Prodi, che ha tra le sue punte di diamante Ruffini, Gentiloni, quando questo mondo si muove per insitare la sua leadership è abbastanza normale, sono due storie diverse. Ma quando anche delle starlet politicamente corrette ti attaccano, tu che sei la starlet per eccellenza, il loro modello, il tuo senso politico è esclusivamente reiterare quell'agenda politicamente corretta, beh, c'è qualcosa che non va. E qui, come sapete, è un problema politico serio, perché Elodie anzitutto ha attaccato Elly Schlein, sapete Elodie, quella che ci parla di patriarcato anche come prima cosa alla mattina mentre beve il tè, no? Lei è una Erinni, no, del patriarcato ed è in teoria una star schleiniana per eccellenza. Ebbene, lei ha detto che non voterebbe Elly Schlein. Non voterei per Elly Schlein, che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato. Cosa le manca? Le hanno chiesto. Risposta definitiva: carisma. E senza carisma è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista, perde forza e credibilità. Quindi Elodie ha dato lezioni di lucidità, diciamo, e di realismo politico alla Schlein, la trova troppo svolazzante e troppo, come dire, tesa a inseguire dei sogni nel mondo dello spettacolo. Elodie. Poi c'è stato l'affondo di un altro ormai scudiero del politicamente corretto, il comico Luca Bizzarri, che finché faceva il comico era anche un grande artista, ultimamente si è convertito a trombone politicamente corretto, ma anche lui non ne può più di Elly. Non le ha mandate a dire, diciamo, sui suoi social. Questa sinistra è la peggiore della storia. Continuerà a lagnarsi del terzo bagno e dell'impresentabilità dei vincenti, senza mai girarsi verso lo specchio che rifletterebbe quella stessa mediocrità. Cioè basta Elly, basta il terzo bagno, il bagno gender e il fascismo ritornante, dici qualcosa
non so neanche se è di sinistra, cioè Bizzarri le dice dici qualcosa probabilmente, ormai il livello delle pretese è proprio basic. Certo, poi quando parla spesso farebbe meglio a non parlare, perché una delle sue ultime poche esternazioni è l'affermazione apolitica e drammatica, per cui non possiamo proprio permetterci 5 anni di Trump. Ecco, qualcuno le spieghi che il mandato del presidente degli Stati Uniti dura 4 anni, Ellie, dura 4 anni. Forse in effetti era meglio tacere. In ogni caso, l'esistenza della leader dell'opposizione si approssima ormai a un livello fantasmatico. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio